a tutti, grazie di essere qui con noi in questa bellissima giornata di sole, per fortuna, e benvenuti quindi alla 23esima edizione della Festa del Radicchio Città di Mirano e dei Sapori della Tradizione Veneta, organizzato dalla Pro Loco di Mirano e patrocinata dalla Regione Veneto e dal Comune in collaborazione con CIA, Coldiretti, Confagricoltori, Strada del Radicchio e Istituto 8 Marzo Lorenz. Vi ricordo che la Festa del Radicchio, Città di Mirano, fa parte anche quest'anno di Fiori d'inverno, che è la 13ª rassegna gastronomica dedicata al radicchio rosso di Treviso IGP e al variegato di Castelfranco IGP della provincia di Treviso e Venezia. Volevo anche ricordare che queste rassegne sono tutte coordinate dall'UMPLI, che è l'associazione di tutte le Pro Loco, allo scopo di valorizzare tutte queste eccellenze del territorio. Oggi naturalmente è protagonista il radicchio rosso, che è l'ortaggio più invidiato e imitato al mondo, ma unico perché coltivato in queste meravigliose terre minerali e acque di risorgiva, e non dimentichiamo anche da mani sapienti che lo coltivano. Vi ricordo che queste rassegne non sono solamente eventi gastronomici, ma sono anche arricchite da eventi culturali e naturalistici per conoscere tutto questo meraviglioso territorio e la sua cultura. Vi ricordo anche che oggi qui in piazza sono presenti 35 produttori di radicchio che espongono, ma non solo, ci sono anche addirittura 50 stand dove potrete acquistare e degustare i sapori della tradizione veneta, prodotti selezionatissimi del territorio, ma non solo, perché ci saranno ad esempio anche formaggi e salumi che si metteranno a confronto con altre regioni come la Carnia, la Puglia, la Toscana, l'Emilia Romagna. Quindi, come vedete, una giornata veramente ricchissima di splendidi prodotti che potete, appunto, ripeto, degustare e anche acquistare. Ecco, ricordo una cosa particolare, c'è anche un prodotto, vero Presidente, molto particolare e anche costosissimo, che è il meraviglioso zafferano, ed è prodotto proprio da un giovane imprenditore qui del posto, e quindi questo era giusto ricordarlo perché è anche questa una caratteristica del territorio. Bene, detto questo, io passo la parola ora alle autorità, e a incominciare dal sindaco o sindaca, come preferisce. Sindaca, dalla sindaca di Mirano, Maria Rosa Pavanello, prego. Innanzitutto ai ragazzi che sono numerosi, sistemiamo questo microfono, niente, dobbiamo cambiare microfono, ecco, e sempre gli inconvenienti. Saluto voi ragazzi e ragazze, saluto gli insegnanti, le tante famiglie che davvero rendono molto, molto colorato e soprattutto pieno di diverse generazioni questa nostra bella piazza. Le insegnanti che hanno permesso la partecipazione al concorso, e poi loro sono emozionatissimi, ma ringrazio soprattutto la Pro Loco di Mirano, il presidente, il vicepresidente, per rendere sempre così viva la nostra piazza, perché questo poi è il nostro obiettivo, coinvolgere tutti coloro che si dedicano al volontariato, e sono tanti, ma poi coinvolgere anche le associazioni di categoria. Per noi è importante che ci sia stato questo connubio con l'esposizione, ma anche con le scuole che mostrano, l'Istituto 8 Marzo Lorenz, che mostra come viene prodotto il radicchio. Lei bene ha ricordato questo bellissimo, che è bello da vedere ma anche molto buono, e cercano di copiarcelo e ce lo invidiano tutti. Però noi ovviamente sono prodotti tipici e vogliamo far conoscere quelli che sono i veri prodotti e come vengono realizzati, e per quello è molto importante che i bambini riescano anche a conoscere il radicchio rosso, che è anche molto buono e che poi va anche assaggiato e mangiato, oltre che con i bellissimi disegni che hanno prodotto. Ringrazio il vicepresidente Gianluca Porcolin che è venuto oggi a trovarci, ci fa molto piacere che la Regione, che sappiamo segue le tantissime attività
e siccome il Veneto è molto grande ed è molto ricco di iniziative, è molto importante che sia riuscito a partecipare. Ieri è iniziata quella di Zero Branco, lo ricordiamo perché è una rassegna importante. Saluto anche l'UMPLI ovviamente e tutte le categorie, quindi CIA, Coldiretti, Confagricoltura, assessori e sindaci dei comuni poi che fanno parte della strada del radicchio e anche i rappresentanti poi dei produttori che sono qua. Io direi che ho salutato tutto e ringraziato e noi siamo ovviamente molto orgogliosi che ogni anno cresca di più in partecipazione e anche in presenze di espositori e su questo davvero non possiamo che chiudere il mio saluto con un ringraziamento a tutti coloro che rendono davvero possibile così bello questo momento. Grazie a tutti. Grazie alla nostra sindaca di Mirano. E ora do la parola al vicepresidente regionale Gianluca Forcolin. Prego, grazie di essere qua. Grazie. Sì, grazie a voi, grazie. Porto i saluti intanto della Regione Veneto del presidente Luca Zaia, che sapete quanto ci tenga a questi eventi e a queste giornate. Un ringraziamento al sindaco, anzi la sindaca di Mirano, all'amministrazione comunale e alle Proloco, al presidente Gallorini, ma a tutte le Proloco che sono qui in qualche maniera presenti del territorio, perché è assolutamente fondamentale avere, e quindi questo è anche un messaggio che lancio ai tanti giovani che sono presenti, le Proloco sono il braccio operativo dell'amministrazione comunale. Non si fa promozione, non si rievoca la nostra storia, ho visto dei bellissimi banchetti che rappresentano anche il passato del settore primario con dei trattori landini che hanno fatto la storia, non si fa futuro se non c'è un passato, non c'è un ricordo. E quale migliore interlocutore se non le Proloco del nostro territorio? Sono dei volontari che a costo zero, ma con tanto cuore e con tanta passione, danno dei messaggi e organizzano dei progetti fondamentali per i nostri giovani, per i bambini che oggi sono qua presenti. Oggi la fa da padrone il Radicchio, ma è un'intera storia del nostro territorio che viene raccontata dalle nostre Proloco, per cui iscrivetevi anche alle Proloco, i giovani iscrivetevi perché c'è tanta conoscenza, c'è tanto modo di imparare, ma si possono creare anche tante opportunità poi per la vita lavorativa intraprendendo appunto questo tipo di conoscenza a 360 gradi. Oggi appunto il Radicchio la fa da padrone e quindi grazie veramente alle amministrazioni e a tutti coloro i quali si adoperano su questo IGP, su questo food che assieme ai wine, assieme al vino vince nel sistema paese perché è la prima regione, il Veneto, con 3 miliardi e mezzo di fatturato ad avere appunto questo primato e quindi su questo dobbiamo continuare, ma soprattutto c'è un veicolo che è questo della promozione turistica, della conoscenza. Abbiamo un turismo in Veneto che rappresenta 18 miliardi di fatturato, prima azienda in Veneto. Abbiamo 30 milioni di turisti che arrivano nelle nostre spiagge, da Rosolina a Porto Tolle e Portoviro fino a Bibione. Questi hanno bisogno di conoscere, di capire che non c'è solo un litorale, non c'è solo una spiaggia, ma c'è un entroterra ricco di sapere, di storia, di promozione, ma soprattutto di enogastronomia e quindi percorsi fondamentali. E chi fa il trade union in tutto questo se non la pubblica amministrazione assieme alle nostre Proloco? Quindi è fondamentale avere giornate come questa, dove si possono intraprendere ma anche conoscere progetti importanti che poi fanno economia, ricchezza e occupazione. L'occupazione è uno dei temi che dibattono spesso nella politica locale. Ecco, questo è uno strumento e lo abbiamo grazie al cuore di tanti volontari che rappresentano oggi il nostro territorio attraverso le varie associazioni, dalla Proloco in primis, ma tutto il Veneto è un popolare di volontariato. Lo dice spesso il presidente Zaia, un Veneto su 5 si dedica al volontariato sociale, promozionale, turistico, culturale, sportivo, ma c'è comunque tanto cuore. Quindi grazie veramente per l'occasione e sono giornate come queste che fanno dire al nostro Veneto e arricchire il nostro Veneto che dalla storia dei nostri nonni che ci hanno lasciato anche un prodotto come quello del radicchio così importante che possiamo crescere, evolvere e produrre e dare quel risultato che il Veneto raccoglie in tutta Italia come una regione ambita, invidiata, grazie al lavoro di molti produttori, di molte aziende agricole, ma anche appunto di molti volontari che fanno grande il nostro territorio. Complimenti quindi e complimenti anche alla scuola
ai docenti, a tutti i ragazzi che sono stati impegnati in questi bellissimi concorsi che sono quelli della conoscenza del prodotto prima che il consumo. Grazie e buona domenica a tutti voi. Grazie anche al vicepresidente regionale e naturalmente ringraziamo, lo dico ancora, tutti i volontari che senza di loro tutto ciò non sarebbe possibile. Ora do la parola al vicepresidente UMPLI di Treviso Bruno Silvestrin, non lo vedo, eccolo qui, era dietro proprio, non si vedeva, che è delegato del presidente regionale UMPLI Follador. Prego, grazie anche a lei di essere qua. Sì, porto il saluto, oltre che il ringraziamento per l'invito da parte di Giovanni che, essendo presidente regionale, è impegnato in altre manifestazioni, perché sono tante le manifestazioni, come ricordava il vicepresidente regionale, che l'UMPLI, che le Proloco promuovono. Veniva ricordato all'inizio che questa manifestazione, come quella di Zero Branco che è partita ieri, fanno parte di un cartello, uno dei 5 cartelli che l'UMPLI a suo tempo ha promosso. Il primo e più famoso, che ha richiamato anche lo scorso anno oltre 300.000 turisti, è la Primavera del Prosecco, che partirà fra qualche mese, ma un mese e mezzo fa si è chiuso Delizie d'autunno, che promuovevano tutti i prodotti dalle castagne alle mele del territorio. Poi in primavera, e questa fa parte anche in questa zona del Veneziano, si chiama Germogli di Primavera, che per promuovere uno dei nostri prodotti che ci identificano nel territorio, che anche questi cercano di imitare, che è gli asparagi, il Badovere e il Simadolmo, e poi Maranotte d'estate, che coordina, raggruppa in un cartello unico tutte le manifestazioni che si fanno nella zona, diciamo, centro-meridionale della provincia di Treviso, delle DOC Venezia, dei vini delle DOC Venezia. Perché l'UMPLI fa questo? Perché molte volte, tra l'altro, le Proloco vengono identificate come quelle che organizzano le sagre. Forse una volta, non oggi. Oggi le Proloco, visto che la loro mission è quella di promuovere il territorio, e promuovere il territorio vuol dire promuovere anche i prodotti tipici del territorio, la loro attività è volta proprio a promuovere la conoscenza del territorio, la conoscenza non solo degli aspetti paesaggistici e anche monumentali, ma anche in particolare per quanto riguarda i prodotti tipici. Voglio ricordare un semplice dato: una indagine fatta dall'Università di Bergamo dice che oltre il 30% della destinazione, quando si sceglie una località da visitare come turisti, il 32% lo fa per motivi enogastronomici, cioè si va in una località per poter conoscere i prodotti tipici di quella località, per mangiare bene in quella località, e oltre il 60% lo mette al secondo posto. Ecco perché quindi promuovere il territorio vuol dire anche promuovere il turismo. Turismo che, tra l'altro, personalmente credo che sia, e penso tutti possiamo condividerlo, è certamente un volano per la nostra economia. Oggi molte volte si parla di delocalizzazioni delle aziende, l'unica cosa che non si può esportare sono le nostre località con la bellezza dei loro monumenti, con la bellezza del loro territorio. L'unica cosa che non si può delocalizzare sono i nostri prodotti tipici. Magari li imiteranno come con il radicchio, ma non riusciranno mai, visto che il radicchio, come si ricordava prima, è frutto della cultura di questo territorio. Fatica, lo stesso vale per gli asparagi, penso alla fatica, al mal di schiena per i produttori, e qua dobbiamo ringraziare tutti i produttori con le loro associazioni. E voglio ricordare, e scusate se l'ho fatta lunga, che tutti i cartelli sono sempre organizzati e coordinati con i consorzi di promozione. Grazie anche a Bruno Silvestrin per il suo intervento. Ora do la parola al presidente della Strada del Radicchio, Natalino Salvati. Prego. Grazie e ben trovati a tutti voi, ma anche a tutti loro, perché l'anno scorso non sono venuto, ma siamo amici da molti anni. Si accennava alle Proloco e perché c'ero io. Se no non venivano, perché l'anno scorso hai avuto questo problema. Volevo dire che li ringrazio tutti perché
come si accennava, grazie alle Proloco, io vengo da quel mondo, quindi dal mondo delle Proloco, lo sono ancora. Questo territorio negli ultimi 20 anni è cresciuto in modo esponenziale, perché promuovere in quanto tale il radicchio e basta non serve più. Si parla di turismo, turismo vuol dire portare qua altre persone da altri territori a visitare l'ovale di Mirano piuttosto che Villa Belvedere, il suo castelletto che è molto bello. A proposito, Sindaco, 26 gennaio, no scusa, 1 febbraio, veniamo da Dosson con un pullman, spero ci ospiterai, quindi in diretta facciamo anche le prenotazioni delle visite guidate. Quindi noi ci occupiamo come Strada del Radicchio di turismo integrato, che porta quindi dei turisti insieme alle agenzie, tour operator, Tierra del Tiepolo, che ci siamo dimenticati, turisti nel territorio che è molto ampio, 25 comuni, quindi arriviamo quasi a Bassano del Grappa, Treviso, zona nord, e Mirano come altro punto di confine. Boh, mi fermo qua, mi hanno detto di tagliare, vi saluto tutti, alla prossima volta. Bravo! E ora la parola al presidente della Proloco di Mirano, Roberto Gallorini. Si comincia sempre, sarò breve. Dai, allora, intanto l'unica cosa era per portare il saluto di tutta la Proloco Mirano che ha organizzato questo evento, come molti altri che si tengono qui a Mirano, proprio per promuovere il nostro territorio e per conservare le nostre tradizioni. Voglio ringraziare veramente questo parterre che abbiamo oggi, perché il vicepresidente regionale Forcolin ci ha fatto veramente un grande piacere che la regione sia con noi, i molti sindaci che sono qui, tutti i rappresentanti delle categorie, tutti presenti, i consiglieri comunali di Mirano, il presidente del consiglio comunale di Mirano, ma abbiamo poi il presidente Umpli provinciale e così via. Siamo in tanti, li ringrazio per essere venuti a supportare il lavoro di tutte quelle persone che stanno lì dietro o che ogni tanto vedete in piazza che stanno montando queste bancarelle o queste cose, che poi alla fine si trasformano in questi momenti bellissimi in cui tante persone diverse si possono trovare, perché qui abbiamo il mondo dell'agricoltura con il radicchio, ma abbiamo anche i produttori, i trasformatori, coloro che producono tante altre cose, ma abbiamo le scuole con i bambini, ma abbiamo anche gli istituti superiori con l'8 marzo Lorenz che ci aiuta. Fra l'altro alle 10 è partito il pullman per la visita guidata all'istituto, dove conoscere e vedere il ciclo produttivo del radicchio. Quindi tante cose, tanti gruppi, tante associazioni diverse messe assieme per portare avanti questo nostro paese a cui vogliamo veramente molto bene. Ricordo che la festa continuerà anche nel pomeriggio, alle 15:30 fra l'altro ci sarà il gruppo folcloristico trevigiano con canti e balli qui in piazza, quindi altri momenti di vita in comune per così passare una giornata insieme. Poi dobbiamo anche ringraziare qualcuno, perché una giornata così il 12 di gennaio non c'è sempre, ecco, quindi diciamo c'è tanta gente, una parte è merito nostro, ma una parte forse di qualcuno che ci vuole bene, però se ci vuole bene vuol dire che magari anche un po' ce lo meritiamo. Ecco, non vi trattengo oltre, perché adesso bambini tocca a voi, quindi grazie ancora. Dopo vi ricordo risotto a radicchio, musetto a radicchio, tutte queste cose nei ristoranti di Mirano, ma anche qui allo stand della Proloco. Grazie ancora e arrivederci ad altri eventi della Proloco Mirano.